Allora, Presidente, il nostro telespettatore ha fatto delle provocazioni di non poco conto e meritano di essere prese in considerazione perché secondo me riguardano molti ma prima operatori. Torno un attimino sull'inizio della trasmissione, perché quello che è assurdo è questo, e stiamo tutti chiedendo a gran voce anche il rifinanziamento della CIG in deroga, della cassa integrazione in deroga. Che è di nuovo vuota. Che è di nuovo vuota. Purtroppo, precisiamo. Allora dico, ma perché alzare il tiro, ed è bene farlo, alzare il tiro sugli ammortizzatori sociali, quindi rifinanziare la cassa integrazione in deroga, anziché dare gli incentivi per chi sta occupando, perché quelli che prendono la cassa integrazione non lavorano, anzi magari sono invitati a fare qualcosetta di lavoro nero da parte di tutti, anche ci sia qualcuno che ma siete voi, ma sono loro. Quindi lei dice questi finanziamenti darli per ma a maggior ragione per chi occupa, cioè se togliessimo tutti gli ammortizzatori sociali e li dessimo alle imprese per l'occupazione, credo sarebbe però se le imprese non hanno lavoro da far occupare. Enti pubblici, facciamo pulire le strade, facciamo tenere, cioè ci sono un'opportunità. E non sono i lavori socialmente utili. Questa è stata uno stratagemma per assumere personale. Tornando a noi, banche, noi stiamo facendo attraverso i nostri consorzi fidi una verifica nei conti correnti delle nostre imprese. Ci stiamo accorgendo, e qui partiranno degli attacchi feroci nei confronti delle banche con azioni legali, che qualcuno sta pagando il 13, 14, 15%. Meno male che adesso lo state lavorando voi questa questione, perché poveretti erano i singoli che ci segnalavano. C'è un problema di fondo, che per fare queste azioni bisogna avere la documentazione in mano. Ecco, dia questo messaggio molto chiaro ai nostri telespettatori, perché questi ci hanno segnalato tantissimi questa cosa qua. Ecco, quando tu chiedi la documentazione, gli estratti conto, perché sono gli unici, c'è sempre la ritrosia di fornirteli, perché poi tu vai a vedere cosa sono le mie operazioni, cioè, ma sei tu che ti stai lamentando che la banca forse ti sta maltrattando? Bene, quindi disponibilità noi da siamo parte tecnici, le nostre associazioni sono un punto di riferimento. Cosa vuoi che a me interessi sapere se tu hai il conto in rosso o in nero? A me interessa sapere, e siamo tecnici, lo fanno i tecnici, che la banca rispetti le condizioni che ha firmato con noi. E l'unica maniera per farlo è che tu, imprenditore, venga da noi e ci porti la tua documentazione. Con quella siamo in grado di recuperare, e vi dico che abbiamo già recuperato grandi cifre, perché le banche sono in difficoltà quando fai queste operazioni. Questo è molto molto importante. Bene o male, tutti hanno qualcosa da pulire nel proprio comportamento, ma più abbiamo questi documenti in mano, quindi gli estratti conto, perché l'unica cosa sono gli estratti conto, portateceli, fateceli avere, fotocopiati, reali, e noi agiamo nei confronti delle banche. Perché questo è il nostro mestiere, tutelare i nostri associati, ma metteteci nelle condizioni di farlo. Assolutamente, assolutamente. Quindi il consiglio è un po' di affidarsi anche alla categoria e allora stanno arrivando diversi messaggi che effettivamente rispecchiano la situazione che si sta vivendo. Quando arrivano le elezioni poi è velocissimi infatti a far andare le cose bene, il solito problema è quello. Il futuro però sarà una stensione spaventosa, perché quando non hai più fiducia in nessuno vuol dire che rimani a casa, e se rimani a casa da votare vince chi? Chi va a votare? Beh certo, quello è il problema eterno, che lo si dice sempre. Purtroppo a casa, è così. Anche perché poi si parla per 3 giorni dell'astensionismo, però poi chi governa? A Roma chi ha vinto? Il 45% della popolazione. Infatti. Cioè quelli che sono andati a votare. E si è menzionato per un giorno il grande astensionismo, punto e stop, non è servito a nulla. Infatti queste forme passive secondo me non servono a niente, purtroppo. Lo dico purtroppo perché servissero magari. No, si stava dicendo appunto, quindi nella fattispecie stiamo parlando degli artigiani. Il nostro mondo. Gli artigiani che hanno dei finanziamenti, hanno un prestito sostanzialmente con 1, 2 più istituti di credito che vadano dall'associazione di categoria, la Confartigianato del Veneto ha attivato questi sportelli di attraverso controllo. Le nostre provinciali, sono Perfetto. tutti pronti. Qual è il problema di fondo, oltre a quello che ho detto?
che molti imprenditori si sentono un po', fra virgolette, ricattati dalle banche. Perché se hai bisogno di qualcosa e presupponi di fare un'azione, la prima reazione che ha la banca è: guarda che ti chiudo i fidi. Certo, sì, assolutamente, infatti. Quindi ovviamente partono da un punto di forza. Ripeto, ci sono delle banche anche serie, quindi non generalizzo, però generalizzo dicendo che tutti ne hanno approfittato. Tutto il mondo bancario ne ha approfittato. I soldi che la BCE ha dato alle banche italiane non li ha dati perché facciano investimenti sulle imprese, ma facciano investimenti per acquistare i titoli di Stato. Cioè, diciamocelo francamente questa cosa, perché non è avvenuto in maniera diversa. D'altra parte le banche ti dicevano: me li hanno dati per 2 anni, me li hanno dati per 3 anni, come faccio io a fare un investimento a medio e lungo termine con un'impresa se poi devo restituirli? Infatti, assolutamente. Quindi si sono anche nascosti dietro una modalità che poteva essere superata, però queste sono le cose. E parlando sempre di banche, comunque gli imprenditori, gli artigiani hanno bisogno di aperture di credito e le banche non sono così disponibili. Un dato di fatto, almeno queste sono le sollecitazioni che a noi arrivano in modo anche allarmante. Anche su questo c'è un perché. E cos'è che rendeva interessante il finanziamento? Le garanzie prestate. Certo. Il mio immobile 4 anni fa valeva 500.000 euro. La banca, a fronte di questa ipoteca, tranquillamente mi dava i 300.000 euro. C'era più che capienza, più che sufficiente. Questo immobile oggi non vale più 500.000, vale 250. Però non sono certo che valga 2,50, per cui io non te lo considero 2,50, te lo considero 175. Sì, perché poi bisogna vedere come può essere eventualmente alienato. Brava. Per cui quello che ti posso dare sono 100.000. Però ci penso prima di darteli, perché se poi tu non hai più la capacità di restituirmeli perché il lavoro è in difficoltà, perché l'attività procede ma a rilento, io mi trovo sul gobbone questo. La domanda che ci facciamo è: ma se l'altro ieri questo valeva tot e tu eri disposto a darmi non i 500 ma anche i 550 perché ti sentivi sufficientemente garantito, dopo l'effetto del fallimento della Lehman Brothers, che aveva tutti i suoi derivati che erano costruiti sul valore aggiunto dei beni immobili e del patrimonio, adesso non vale più niente. La stessa Banca d'Italia dice alle banche: quanto avete in portafoglio? 100, mettetelo a 50 e accantonate riserve per l'altro 50. Quindi non c'è una via d'uscita. Banca d'Italia stessa sta impedendo alle banche di far credito. Che poi le banche lo facciano perché dice: ciò me l'ha imposto Banca d'Italia. Certo. Per gli imprenditori può essere un escamotage ricorrere a istituti di credito esteri? Se si fidano. Il problema è che non si fidano degli italiani. Il problema è questo. E allora noi vediamo anche con la grande attività che facciamo qui con Sozi Fidi, molti artigiani smettono di chiedere prestito perché sanno delle difficoltà, perché in alcuni casi ti tengono sul filo 3, 4, 5, 6, 7 mesi e poi ti dicono no, la direzione mi ha detto di no. A quel punto tu hai perso 6 mesi, sei andato ulteriormente in difficoltà e rischi proprio la debacche perché ti hanno preso un po' in giro. Certo. Almeno avessero il coraggio di dire di no subito, ti rivolgi a altro istituto di credito, ma non perdi 6 mesi. Infatti, ma voi come Consorzi Fidi funziona il meccanismo, quindi c'è possibilità di un aggancio per molti che... Le convenzioni che ci sono sufficientemente rispettate, devo dire sufficientemente, non al top. Le garanzie noi le abbiamo, il problema è che le banche non sono disposte a dare molto, per i motivi che dicevo prima. Quindi anche loro sono nella mirino di Banca d'Italia.
ma la stessa Banca d'Italia fino all'altro ieri permetteva che le banche facessero quello che volevano. Certo, sì, infatti no, questo è un po'... Allora è troppo comodo che la Banca d'Italia nel momento di necessità per il Paese stringa ancora la cinghia nei confronti degli istituti di credito, non va bene. No, assolutamente. Perché da una parte il governatore dichiara che bisogna crescere, dall'altra non mette nelle condizioni le banche di poter far crescere le imprese. Mettiamoci d'accordo su questo. Infatti. Lei si accennava prima un po' chiacchierando così fuori onda la questione dei pensionati, molti ci hanno scritto, anzi ricordo, approfittatene, scriveteci, vedete la mail che c'è in sovrimpressione tv7 con voi @triveneta.tv. Noi dopo cerchiamo di girare le vostre domande agli ospiti quando ci capitano sotto mano e li chiamiamo poi se voi ci sollecitate, come anche in questo caso e in altri. Tanti pensionati del settore artigiano, ci sono molti del settore agricoltura, molti del settore artigiano che hanno delle pensioni veramente ridottissime e si trovano in grandi difficoltà adesso, poi che non si capisce bene quello che succederà con questa benedetta chiamiamola finanziaria, legge di stabilità che dir si voglia, blocco della rivalutazione, non blocco, comunque sono cifre basse. Per la categoria che cosa può dire? Qui forse un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi, perché anche in passato, quando chiamiamole le vacche erano un po' più grasse, perché generalmente 7 anni di vacche grasse, 7 anni di vacche magre. Quando è che è cominciato quello delle vacche magre? Ecco, questo è il problema, che mi sembra un po' lunghino. stanno allungandosi i tempi. Infatti. E anche noi non siamo stati molti attenti, perché i contributi che noi abbiamo pagato all'INPS erano legati al reddito che si dichiarava. Se oggi molti artigiani hanno la pensione minima è perché hanno dichiarato reddito minimo. Era giusto? È così. È che adesso di fatto hanno giocato un po', vuol dire che qualcosa devono aver messo da parte, altrimenti certo. Ma ritengo... Quindi un esame di coscienza va fatto. Questo va fatto, inevitabilmente. Poi dall'altra parte è che non sempre quello che hai dato ti viene restituito. Infatti. Perché le alte pensioni non vengono mai toccate. I piccoli hanno sempre i parametri di contenimento. Infatti quello dopo alla fine, le conseguenze sono proprio queste alla fin fine. Anche qua. Chi è che fa le leggi? Chiarissimo. No, ma infatti la risposta è stata ben chiara e non occorre andare anche oltre a queste riflessioni, per cui effettivamente fate le vostre un po' considerazioni. Chi invece effettivamente non poteva più di tanto versare perché gli importi erano quelli, questa è un'altra situazione. E lì però purtroppo ci rifacciamo al legislatore e chi dovrebbe governarci. E ci sono anche quelli che hanno avuto difficoltà e quindi non voglio infatti... generalizzare, però dico un po' di mea culpa dobbiamo farla anche noi. Dopo c'è l'altro caso, parleremo dopo la pubblicità, di chi invece adesso non riesce a lavorare, non riesce quindi neanche men che meno a versare i propri contributi. Questa è un'altra faccenda che riguarda tanto le partite IVA, quindi i piccoli imprenditori artigiani, quanto anche non in queste fasce, ma dipendenti che non lo sono più tali. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme.